ricetta che sto per preparare, che è assolutamente una ricetta del cuore, inauguro la mia nuova rubrica di cucina, Morsi di Sicilia, nella quale vi racconterò di una Sicilia tutta da mangiare, proprio da prendere a morsi, dalle ricette più tradizionali a quelle diciamo un po' più innovative. Vi racconterò dei prodotti magnifici che questa terra fantastica nella quale ho la fortuna di abitare produce e offre, e poi vi svelerò tante piccole e grandi curiosità. Mi auguro che vi piacerà, ma mettiamoci subito ai fornelli. Oggi iniziamo a norma in tutti i sensi, infatti vi racconto come si prepara la pasta alla norma a casa mia. Pochissimi ingredienti: passata di pomodoro rustica, questa è fatta in casa, la facciamo ogni estate con la mia famiglia, potete ovviamente partire anche dai pomodori freschi. Melenzane di tipo violetto, sono queste con la buccia più chiara, più delicate di quelle con la buccia scura. Aglio, basilico, servirà anche del sale, un pizzico di zucchero, olio extravergine d'oliva e olio di semi di girasole per friggere le melanzane. Tal proposito scaldiamo l'olio per le melanzane e mettiamo sul fuoco la passata di pomodoro, deve cuocere a lungo a fiamma bassissima. Per la cottura del sugo di pomodoro vi consiglio di utilizzare un tegame basso e con la bocca larga, così che il calore si distribuisca in maniera più uniforme e l'acqua in eccesso contenuta nel pomodoro possa evaporare più facilmente. Bene, la nostra passata di pomodoro sta cuocendo, occupiamoci delle melanzane. Le abbiamo ovviamente lavate e le tagliamo a tocchetti. Quando utilizzo questa tipologia di melanzana, soprattutto quando è di stagione, e soprattutto in questo caso che è di agricoltura super biologica, non le metto a scaricare sotto sale. Ovviamente in questo passaggio se preferite potete farlo, quindi le tagliate a tocchetti, le mettete in uno scolapasta cospargendole di sale e le mettete sotto pressa, così perderanno parte dell'amaro. Operazione che invece faccio sempre quando utilizzo le melanzane lunghe, nere, da noi si chiamano melanzane turche. Prendiamo dei cubetti, non troppo spessi, così che la melanzana possa cuocersi rapidamente, mantenersi croccante all'esterno e morbida all'interno. L'olio è pronto, aggiungiamo la melanzana cuocendola poco per volta. Così facendo non abbassiamo troppo la temperatura dell'olio. Quando le melanzane sono ben dorate le tiriamo via, eliminiamo l'eccesso di olio e le lasciamo gocciolare su carta assorbente. Nel frattempo, come potete intravedere, ho messo la pentola con l'acqua per la pasta sul fuoco. Il sugo di pomodoro si è ristretto, è più o meno a 3/4 di cottura. Lo assaggiamo per valutarne l'acidità, non abbiamo ancora messo sale e la correggiamo. Noi a casa amiamo assaporare un sugo un po' dolce, quindi privato dell'eccesso di acidità, quindi se necessario aggiungiamo un pochino di zucchero. Ovviamente voi questo passaggio, se non lo gradite, potete ometterlo. A questo punto saliamo. Il sale a questo punto tirerà fuori il residuo di acqua che contiene il pomodoro, asciugando la salsa, perché per questa ricetta a noi la salsa piace bella concentrata. Spesso per abitudine l'aglio si tende a mettere all'inizio della cottura. Io preferisco il sapore che dà invece alla fine. Così facendo l'aglio rilascerà il suo profumo a crudo senza che venga alterato dalla cottura. Ne metto in abbondanza, su mezzo litro di passata di pomodoro sono circa 3 spicchi, per poi eliminarlo prima di aggiungere la pasta. Aggiungo anche l'olio, come vi dicevo, extravergine d'oliva, ne metto poco perché nel caso della norma è già presente nelle melanzane. Mescolo il tutto e lascio ancora qualche minuto sul fuoco. Adesso che le melanzane sono pronte, aggiungo un po' di sale. Il sugo di pomodoro è pronto, spengo la fiamma e aggiungo il basilico. Ne metto qualche foglia, mescolo. L'acqua per la pasta bolle, aggiungo il sale e buttiamo gli spaghetti. Portiamo la pasta a cottura. Come vedete le melanzane non sono state inserite nel sugo perché si prenderebbero di tutta l'umidità del pomodoro, invece le vogliamo mantenere croccanti.
Per quanto riguarda la pasta invece non la risotterò nel sugo, perché per me nella norma è una regola fondamentale, quindi la scollerò giusto un minutino prima che completi la cottura, la amalgamerò al sugo, alle melanzane e la lascerò riposare giusto qualche istante nella pentola, così che si compatti. Ci siamo quasi, la pasta è quasi pronta, eliminiamo l'aglio e amalgamiamo. Aggiungiamo anche le melanzane, ne teniamo una parte da mettere sopra per l'impiattamento. Vi dicevo, adesso lascio la pasta stemperarsi leggermente, giusto un minuto così. Aspetta. Siamo pronti per impiattare. Vedete, la pasta è diventata un tutt'uno col sugo. Andiamo generosi perché per la norma è proprio necessario fare così. La mettiamo nel piatto, aggiungiamo il sugo, qualche altra melanzana che avevamo tenuto da parte, una generosissima grattugiata di ricotta salata e qualche foglia di basilico fresco. Ed eccola qua, la mia norma a norma. Che ve lo dico a fare? Questo piatto rappresenta l'anima della Sicilia, semplice ma intensa.